Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Libertà. Chi vi parla è Matteo De Sio, siamo qui pronti per cominciare la giornata cercando di capire che cosa effettivamente dicano i giornali. Cominciamo a sfogliare le prime pagine con Avvenire. Attenzione, se la tecnologia ci aiuta. Avvenire che parte con Oltre l'odio, ovviamente un'anteprima dedicata, una prima pagina dedicata a Gaza City, è l'offensiva. Zelensky lancia un ultimatum per trattare, perché Zelensky ovviamente sta cercando, anche egli ovviamente come può, di mettere pressione ovviamente al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Vedremo se riuscirà ovviamente nel proprio intento, se anche Donald Trump deciderà quanto appoggiarlo, ovviamente anche se appoggiarlo. Ma a lato potete vedere l'editoriale dell'Avvenire. Un terreno comune esiste, i tempi sono violenti, non è solo il numero insopportabile di guerre che insanguinano il mondo, è la sensazione che la sopraffazione sia diventata la regola dei rapporti sociali. La politica parla con il linguaggio delle armi, le relazioni internazionali si determinano con missili e droni, mentre un po' ovunque crescono polarizzazione, rabbia e aggressività. Nella seconda metà del secolo scorso avevamo creduto che il mondo potesse essere governato da istituzioni comuni, dal diritto internazionale, dal fragile equilibrio della diplomazia. Oggi quella speranza sembra svanita, lo ha di recente messo nero su bianco, senza tanti giri di parole, il politologo russo Alexander Barishov, che in una recente intervista ha dichiarato: ormai bisogna riconoscere che il diritto internazionale è smantellato, quello che funziona è solo il diritto della forza, quasi fosse la cosa più naturale del mondo, e i trattati, le convenzioni, le risoluzioni delle Nazioni Unite, la diplomazia, tutto sembra destinato a impallidire di fronte di fronte al discorso crudo della forza. Per decidere non servono più le regole condivise, ma la determinazione di imporre la propria potenza militare, economica e tecnologica. In barba a tutti i progressi tecnologici e culturali, l'umanità sembra così regredire a un tempo primitivo. Ogni giorno sembra andare peggio. Putin, che mentre discute di pace con Trump continua a mandare missili sulle città ucraine. Netanyahu, che senza dare ascolto ai tanti appelli prosegue l'orrenda opera di distruzione di Gaza, ridotta a un ammasso di macerie. Quindi parliamo ovviamente di una situazione incresciosa e anche un editoriale che riflessivo sì, ma anche molto molto pessimista anche per quanto riguarda, diciamo, la nostra situazione come umani. E la prima pagina dell'Avvenire ci parla anche di Haiti, la tregua data in appalto ai mercenari degli Stati Uniti, un contratto alla Vectus Global di Eric Prince, consigliere di Trump, per combattere le gang. Passa di qui la Pax americana di Haiti, dove gli affari si incrociano con la politica. Purtroppo la situazione ad Haiti è gravissima, con gang addirittura descritte come cannibali. Parliamo anche di estrema povertà, di una popolazione che deve purtroppo sopportare anche i disastri naturali. Fede e società, la Bibbia non è una lettura per soli uomini, ovviamente. Oggi si apre una nuova fase nel rapporto fra donne e testo sacro, perché agli studi biblici si affiancano quelli storici. La Sacra Scrittura diventa uno scrigno ancora più prezioso. E la novità del progetto La Bibbia e le donne, nato nel 2006 nell'Associazione Femminile Europea per la Ricerca Teologica, ne è una conferma. L'intervento: rispettiamo il pluralismo dei cattolici.
Altro importante titolo per la prima pagina dell'Avvenire: il ministro risponde alla lettera aperta dei presuli, si lavora per un incontro. Aree interne, sì al confronto. Foti, il governo non intende abbandonarle, pronti a discuterne con i vescovi. Il ministro Tommaso Foti ha letto con grande attenzione la lettera aperta della Conferenza Episcopale Italiana sulle aree interne. La considera un contributo prezioso rispetto a una questione annosa e cruciale per il Paese e ha già risposto invitando a un incontro per valutare le loro proposte. Pili in retromarcia, torna a correre il carrello della spesa il secondo trimestre. Purtroppo questa invece è una notizia molto 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 triste. Consumi stagnanti, esportazioni in calo sotto il peso dei dazi di Trump e lo spettro di una nuova fiammata dell'inflazione. Non sono elementi positivi quelli che arrivano dall'Istat, che ha certificato anche la lieve frenata del PIL nel secondo trimestre. Esecuzione in Florida, nessuna pietà per Curtis, penna capitale per il disabile. Questa è una notizia che poi tratteremo anche nella rassegna stampa dedicata agli Stati Uniti del lunedì con il sottoscritto Teleredo dell'America. Una notizia che è molto oscura e rappresenta in questo caso la vera discriminazione, il vero possibile razzismo in questo caso delle istituzioni americane, anzi in questo caso delle istituzioni della Florida. Ucciso 34 anni fa, no a racket e l'oppressione nell'eco di Libero Grassi. Poi l'altro invito alla sanità, un articolo di Giorgio Paolucci che apre il 30 agosto 1954 moriva il cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano. Pochi giorni prima era andato nel seminario di Venego Inferiore per concedere un po' di riposo al suo cuore malandato e anche a causa dello zelo pastorale profuso in 25 anni di episcopato che lo avevano visto testimone coraggioso del Vangelo in un'epoca tormentata. I seminaristi che si erano raccolti sotto il balcone dell'appartamento arcivescovile lo chiamarono per chiedergli un saluto. Le parole che disse a quei giovani 70 anni fa dicono cosa può essere donato agli uomini del nostro tempo. Voi desiderate un ricordo a me, altro ricordo non ho da darvi che un invito alla santità. La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione, ma di fronte alla santità ancora crede, ancora si inginocchia e prega. Parliamo quindi di un invito religioso. E l'altro editoriale della prima pagina dell'Avvenire: guardarsi negli occhi di Riccardo Mensuali, maschi smarriti nell'era social. Quando Lucia esce dalla filanda agli inizi dei Promessi Sposi si sente rivolgere da Don Rodrigo delle chiacchiere non punto belle. Tutti capiamo che si tratta di apprezzamenti sessisti e volgari, niente di nuovo sotto il sole dunque. In questi giorni è venuto alla luce troppo tardi lo scandalo della pagina Facebook Mia moglie e l'abuso di immagini di corpi femminili in rete. Non c'è dubbio che i fatti siano da inserire dentro il più vasto tema della violenza contro le donne e in modo ancora più specifico quello dell'assenza del consenso. Se Don Rodrigo rappresenta il maschio protetto, rassicurato dalla mentalità comune e a vantarsi della sua prorompente e così poco originale capacità di essere attratto dalla donna, gli anglofoni direbbero in ordine a posto straight, e già nell'Orlando Furioso e siamo agli inizi del 1500 incontriamo maschi per nulla rispettosi del consenso femminile. C'è buon femminismo anche nel 1500. Quando Rodomonte imposta il duello con la bella Bradamante le propone un accordo: visto che sei molto bella, se perdi concederai a me, ma se a ti tocca star di sotto basta che ti disponga ad amarmi ove mi odiasti. Lei però, con largo anticipo sulla strada dell'emancipazione, decisa a non soccombere, vince il duello e disarciona il maschio, il suo bottino, troppo presto dato per scontato, e si permette pure di rimetterlo a posto con l'arma di una superiore ironia, sempre benvenuta perché disarmante segno di profondità. Or puoi, disse, veder chi abbia perduto e chi di noi tocchi star di sotto. Una reazione importante all'avance volgari e meschine che sgonfiano ataviche pretese. Altre prime pagine, invece, che possiamo vedere del Corriere, soprattutto prima, con
un Corriere tra l'altro che si è interessato nella prima pagina a Warren Buffett e alle 95 candoline del investitore più famoso al mondo e anche probabilmente anche il più ricco al mondo, diciamo il singolo investitore, ma ovviamente la notizia più importante è la guerra che arriva a Gaza City. Gli Stati Uniti niente visti ai palestinesi per l'ONU, raid di Israele, Tajani, sanzioni contro i coloni violenti. La guerra arriva a Gaza City. Kiev, lite Parigi-Mosca, Macron, Putin, un orco si prende gioco di Donald. Quindi Macron ovviamente attaccando in questo modo Putin cerca anche di far sembrare Donald Trump il primo degli sprovveduti. L'esercito israeliano arriva anche a Gaza City, adesso è considerata zona di guerra, raid di Israele in migliaia in fuga. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede di punire i coloni violenti niente visti per il leader dell'ANP Abu Mazen e la delegazione palestinese all'Assemblea dell'ONU. La revoca voluta dagli Stati Uniti. Guerra in Europa, lite Parigi-Mosca, il presidente francese Emmanuel Macron attacca Vladimir Putin, un orco, si prende gioco di Trump. L'ira del Cremlino ci insulta e quindi Macron ovviamente mantiene gli stesso i toni molto assolutamente bassi, pieni di speranza per le trattative di pace. Il Corriere si interroga pure per quanto riguarda la protezione di Kamala Harris. Trump consuma l'ultima vendetta via la protezione a Kamala Harris. Donald Trump ha revocato la scorta per l'ex vicepresidente Kamala Harris. Negli ultimi mesi il tycoon aveva già tolto la protezione ai figli di Joe Biden, Hunter e Ashley, e al segretario della sicurezza interna Alejandro Mayorkas, che fu messo sotto impeachment, quindi non certo un santo. In passato l'allora presidente Barack Obama estese la protezione per Dick Cheney, il vice di George W. Bush, per altri 6 mesi nel 2009. Allo stesso modo Biden rispettò l'estensione di 6 mesi voluta da Trump nel 2021 per i suoi 4 figli. Giana, simbolo della strage in Ucraina. Io, giovane madre, senza più casa né radici. Giana, come purtroppo tante altre ragazze e ragazzi ovviamente ucraini, si trovano dopo questo conflitto senza neanche una terra, possiamo dire. Devono ricostruire sia mentalmente, sia fisicamente, sia realmente la propria patria. Il caso Rocella, presto le misure, portali sessisti, indagini in tutta Italia, la stretta sui server. Siti sessisti, PM potrebbero aprire un fascicolo ipotizzando una serie di reati sulla base anche delle denunce presentate. Il Parlamento pronto a un giro di vite per bloccare i contenuti illeciti. I server sono all'estero, ma l'amministratore sarebbe italiano, secondo i riscontri della polizia. Sulla questione interviene la ministra alla famiglia e pari opportunità Eugenia Rocella. Sarà importante anche finalmente parlare ovviamente del fatto che ciò che succede su internet si ripercuote nella vita reale, ma soprattutto la legge per quanto riguarda il copyright, che è fondamentale capire anche quanto sia giusto esportare una foto altrui da Instagram o dagli altri social per poi poterla postare tranquillamente su un sito. Questo sarebbe anche importante che il legislatore tenesse in considerazione queste importanti diciamo tribolazioni del mondo moderno, i gruppi social, le regole assenti, ecco, le barbarie digitali e la nostra ignavia. Di Beppe Servegnini, la pagina Facebook Mia moglie era una schifezza, ma non è con il disgusto che si risolve il problema, neppure con lo sdegno e le condanne morali arrivate da molte donne. Ma è giusto che le donne condannino, ovviamente poi chi dovere, il legislatore si deve poi mettere in carreggiata. Le nuotatrici azzurre fermate per il furto. Pilato e Tarantino bloccate a Singapore, libere dopo l'intervento della Farnesina.
Le azzurre del nuoto Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sono state fermate per furto a Singapore. Le due atlete sono state sorprese dalle telecamere di vigilanza prima dell'imbarco per il rientro in Italia. Chiara Tarantino avrebbe infilato dentro la borsa di Benedetta Pilato degli oggetti che aveva rubato. Le azzurre sono state rilasciate dopo l'intervento alla Farnesina. Questo diciamo che è c'è un'importante considerazione da fare. A Singapore, nel bene o nel male, non si scherza anche con i piccoli, tra virgolette, perché il furto è sempre furto, i piccoli reati. Xi Jinping e il Grande Sud. Se la Cina cambia gli scenari, il resto del mondo arriva alla corte di Xi Jinping per una serie di eventi in cui la Cina aspira a consacrare la propria centralità geopolitica e il resto del mondo tutti fuorché noi occidentali. Il regime comunista espone la propria dottrina sul nuovo ordine mondiale destinato a sostituire quello creato dall'Occidente. Il grande Sud globale non è più la maggioranza silenziosa, ha detto il ministro degli esteri cinesi, accogliendo i leader dei paesi emergenti. Il finale sarà la parata della vittoria il 3 settembre, a 80 anni dalla resa del Giappone al termine della seconda guerra mondiale. Giappone che ovviamente ha invaso purtroppo la Cina, provocando anche tantissime morti, sperimentando come facevano i nazisti in Europa sulla popolazione. I campi di concentramento giapponesi purtroppo sono uno dei tanti orrori non raccontati a sufficienza. E parliamo di una Cina che, appunto, come diceva anche Donald Trump, ma anche gli altri esponenti politici della corrente repubblicana, della corrente diciamo a destra mondiale, parliamo di una Cina quindi nemica, tra virgolette, commercialmente e politicamente dell'Occidente, e non possiamo noi occidentali, noi come ha fatto la Spagna di Sanchez, ma come hanno fatto i 5 Stelle di Di Maio all'epoca quando era ministro durante il governo Conte 2, andare in Cina e genufletterci, perché ovviamente ci considerano, tra virgolette, ovviamente, nemici. Il Festival di Venezia, Giulia Roberts e i falsi Me Too, ovviamente non vi è un coinvolgimento di Giulia Roberts in accuse false, ma è la presentazione del nuovo film al Festival di Venezia, e quanto le accuse false di molestie possano poi mettere fine alla carriera professionale di una persona. Vi è anche spazio per lo sport nella prima pagina del Corriere, vittoria del Milan contro il Lecce, Cremonese prima. E con quest'ultima notizia possiamo anche porre fine alla prima pagina del Corriere per poi riprenderla per poi riprendere il Corriere successivamente. Passiamo a Il Giornale, ecco che si carica, con Il Giornale che parla in prima pagina: a Venezia il carnevale di Hamas, allerta per il corteo contro Israele, ma si spezza il fronte degli artisti. Il capo della task force antisemitismo, ebrei sempre più vittime di reati. Un articolo di Alessandro Gnocchi. Parliamo anche del leader della task force antisemita che contro l'antisemitismo, ovviamente, che parla anche di un'esplosione proprio di reati nell'intervista che poi guarderemo perlomeno in minima parte su Il Giornale, anche perché è sempre una tematica importante, soprattutto con l'andare avanti della distruzione che avviene sulla striscia di Gaza, anche per non confondere gli ebrei con quello che possiamo condannare ovviamente di Israele. Uccisi i leader Houthi in Yemen, l'esercito israeliano inizia le operazioni a Gaza City. Tajani, sanzioni ai coloni violenti. Cercasi libertà sul red carpet, in questo editoriale di Alessandro Sallusti che ora mi cingo a leggervi. Oggi il movimento pro Palestina, nome d'arte dei filo Hamas e degli odiatori di Israele, sale sul palcoscenico della mostra del cinema in corso a Venezia. Con grande giubilo
del mondo artistico lì convenuto. Non a caso la manifestazione convocata per oggi pomeriggio era stata anticipata da un manifesto appello di attori e registi che aveva di fatto provocato l'esclusione dalla passerella di 2 colleghi, una israeliana e uno amico di Israele, dichiarati non graditi. Il grande circo culturale del cinema si adagia nella comfort zone dell'ovvio, lo strazio per ciò che sta accadendo a Gaza, rinunciando alla benché minima analisi critica di ciò che è successo e sta succedendo, come se il 7 ottobre 2023 non fosse accaduto nulla di rilevante, come se il diritto all'esistenza di Israele non fosse parte del problema. Insomma, oggi a Venezia si proietta un film in cui le star fanno da comparsa, a titolo gratuito, che fa più chic, che racconta una storia quantomeno incompleta e faziosa, scritta e prodotta da Hamas, uno dei più feroci gruppi terroristici attivi sul pianeta. Sarebbe banale ricordare a questi intellettuali che non una delle libertà da loro professate, da quella di espressione a quella sessuale, non troverebbe mai patria nel fantastico mondo pro-pal. Sarebbe troppo semplice che accanto alla giusta indignazione per quello che sta facendo Netanyahu si alzasse la loro voce per chiedere ad Hamas di liberare quel che resta, vivi o morti, delle centinaia di ostaggi civili israeliani, di gettare le armi in modo da far finire l'orrore della guerra. Ma si sa, chiedere agli intellettuali di aver coraggio è come chiedere a un asino di volare. I pochi che nel corso della storia l'hanno avuto, scrittori o artisti che fossero, sono finiti perseguitati, non pochi uccisi, mai su un red carpet a godersi i soldi e fama sotto i flash dei fotografi addobbati a appuntito dallo stilista del momento. Carlo Verdone, uomo genuino e onesto, ha osato alzare il ditino e dire: ragazzi, va bene tutto, ma così io non ci sto. La solidarietà non pervenuta, silenzio di critici e colleghi. Libertà cercasi, ma non soltanto per la Palestina, ma anche a Venezia. E per fortuna di Carlo Verdone, così bravo e di successo, che può permettersi anche di continuare a lavorare nonostante sia in questa particolare circostanza di diversa idea rispetto alla maggioranza. Durante la visita a Trieste l'anno scorso, l'ISIS voleva uccidere il Papa Francesco. Arresto in Olanda, la questura smentisce: criminale, comune, è giallo. Un turco e una pistola lasciata in un trolley in stazione il giorno prima dell'arrivo di Papa Francesco a Trieste, un anno fa. Sono i primi indizi di un giallo. Milano, fra inchieste e centri sociali, le famiglie senza casa contro Sala. Aiuta e ascolta solo il Leoncavallo. E poi vi è anche un editoriale anche di Luigi Mascheroni, Rettori magnifici, un editoriale che ci parla dell'università e delle situazioni politiche anche all'interno della stessa. Università dai tempi del fascismo che non brilla per il coraggio e spesso neppure per coerenza. L'ultimo caso a Palermo è quello del professore della facoltà di giurisprudenza, già candidato con Rifondazione Comunista e Verdi, la moderna sinistra italiana, alle spalle una così impressionante serie di gaffe da fare concorrenza alla destra, il quale in un post su Gaza ha invitato a togliere l'amicizia sui social agli ebrei. Un atto terribile se si pensa che viviamo in un mondo in cui il peggio è togliere a qualcuno l'amicizia su Facebook che il saluto. Comunque il prof lo ha scritto, poi si è stupito delle critiche e infine si è mezzo scusato, e fino a qui niente di nuovo. Strano non abbia detto che gli hanno hackerato il profilo. Quello che incuriosisce semmai è la decisione del rettore dell'università. Non ci sarà alcun provvedimento disciplinare nei confronti del professore, ha detto, perché non si è reso conto della portata delle sue parole. È stata solo una boutade, la famosa boutade del male. E qui intervengo io. Sembra quasi il genitore che scusa il proprio figliolino per una ragazzata, tra virgolette, quando si tratta di un professore con carriera avviata, adulto, e che dovrebbe sapere perfettamente quale sia il peso delle proprie parole. Continuando invece con l'articolo di Luigi Mascheroni, ora per noi è bene così, riteniamo
sbagliato punire un dipendente pubblico per un'opinione personale, per quanto più o meno orribile. La decisione è giusta, ma la motivazione è essere sbagliata, dicendo che il professore non si è reso conto della portata delle sue parole. Il rettore, oltre a dare del deficiente al collega, dimostra, giustificandolo, di non rendersi conto del peso delle proprie, che forse è peggio. Continuando con la prima pagina del giornale, all'interno pressing su Mosca, Bruxelles e Stati Uniti, Putin decida entro lunedì. Mentre Vladimir Putin vola in Cina per una passerella internazionale di 4 giorni, l'Europa alza la pressione su Mosca, ribadendo l'intenzione di approvare nuove sanzioni. Promesse mancate per Donald, il rischio tigre di carta. Anche questa è un'analisi di Minzolini a pagina 17. La statistica: noi europei più ricchi e più deboli. Anche questa è un'altra, questa invece è un'analisi, diciamo, più, penso, portata proprio sui dati, più precisa, più matematica, più scientifica, del vescovo a pagina sempre 17 del giornale. Anche qui si parla del furto a Singapore furto azzurro, la figuraccia mondiale delle nuotatrici. Un articolo a pagina 15. Benedetta Pilato è stata coinvolta dalla compagna Chiara Tarantino nel furto di oggetti all'aeroporto di Singapore. Penso che sia anche non penso che sia il caso di puntare il dito su una particolare nuotatrice delle due, una situazione difficile che ancora è in fase di sviluppo. Per fortuna la Farnesina è intervenuta subito e le ha praticamente salvate, anche perché Singapore non è il posto più integerrimo, cioè più, scusate, più con più facilità nello scampare a queste condanne. C'è una multa, ad esempio, anche solo tra virgolette, per l'attraversamento della strada non sulle strisce, quindi parliamo di un posto dove bisogna fare molta attenzione. Passiamo ora al giornale, qui di fianco al Tempo, scusate, qui di fianco al giornale. Il Tempo quotidiano indipendente, i tranelli di Mister Tasse e Company. Un articolo di Alessandro Usai, bollette, imposte e casa, ecco la vera sfida di Meloni. Dopo la tirata di capelli di Prodi è Ruffini a mettere in crisi Schlein. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate lancia l'idea delle primarie di coalizione. Da Gentiloni a Zanda, soluzione concreta. Si stringe il cerchio attorno alla segretaria. La reazione al Parlamento: in Italia scatta l'allarme, i jihadisti radicalizzati sono sempre più giovani. L'opera d'arte della discordia, la pala torna in Slovenia, Menia no a Gioconda 2.0. Il Tempo di Feltri, le 4 vite di Irene Pivetti, dalle stelle alle stalle, sorretta solo dalla fede. Dopo la chiusura del portale, Giorgia e Arianna Meloni contro il sito che ha postato, in cui vi sono postate anche appunto immagini molto vergognose. Disgustate, subito una legge. Per fortuna in questo caso possiamo forse garantire che il legislatore si muoverà molto velocemente. Ellie, telefono, casa di Tommaso. C'era un articolo, un editoriale del direttore del Tempo che leggeremo dopo la pausa. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Buongiorno a tutti, questa è sempre la rassegna stampa
con Matteo Dessio, la rassegna stampa di Radio Libertà. Ricordiamo che se volete chiamare, potete chiamare da adesso in diretta su Radio Libertà allo 0292947222. Anche su WhatsApp potete mandare i messaggi al 340 670 9659 con ovviamente i vostri pensieri senza filtri né censure, come dice anche il nostro jingle iniziale. Continuiamo con la rassegna stampa, quindi, e con la scoperta delle prime pagine di oggi, l'articolo di Tommaso Cerno, il direttore del Tempo. Ellie telefono casa, il sogno di due donne alla guida di destra e sinistra nell'Italia, che sogna perfino il primo capo dello Stato, potrebbe infrangersi prima del tempo, e questo non perché il governo Meloni sia entrato in crisi dopo 3 anni, come i gufi avevano pronosticato, immaginando default, sciagure, isolamenti internazionali e terremoti, ma perché è entrata in crisi la leader del PD, Elly Schlein, e come sempre è stato nel centro-sinistra italiano le crisi sono endogene. Lo sa bene Romano Prodi, che da un po' di giorni la schiaffeggia, visto che i suoi 2 governi guadagnati nelle urne, mi rendo conto che sia una tautologia, ma per la sinistra italiana non lo è affatto, sono saltati sotto il fuoco amico. La chiusura dell'accordo sulle regionali siglato dal PD con Giuseppe Conte è fallimentare. Non solo quella che doveva essere la grande reconquista, la famosa spallata al governo, sta naufragando, ma buona parte del lavoro, come al solito il campo largo, l'ha fatto in casa. Elly telefonerà più spesso a Romano Prodi, ma per chiedergli un consiglio su cosa si fa dopo. Il Tempo di Osho, Trump toglie la scorta a Kamala Harris, l'ex vicepresidente dovrà pagarsela. Ma come chi sono? Sono Kamala. Scusa, ma senza scorta non t'avevo riconosciuta. Una simpatica vignetta di Osho sul Tempo. Di Lucio Martino, USA e Cina e il nuovo ordine mondiale. Qui il Tempo ovviamente si interroga sui prossimi rapporti di forza in campo internazionale. Invece Gianluigi Paragone, sempre sul Tempo, ecco perché preferisco Orban a Bruxelles. Mostra del cinema, Julia Roberts incanta Venezia con il suo sorriso hollywoodiano. Lei è una di quelle persone a cui l'età non dà particolari problemi. Continuando poi con le prime pagine, possiamo passare adesso a Repubblica che apre ovviamente interessandosi a ciò che purtroppo sconvolge la striscia di Gaza. Gaza City è una zona di guerra, Stati Uniti niente visti ai palestinesi. L'esercito israeliano, abbiamo iniziato le prime fasi dell'attacco, i membri di OLP e ANP non potranno andare all'ONU. Un articolo di Abum Salem e Fabio Tonacci. Le ultime ore di Gaza City sono quelle dove ci si aggrappa alla speranza più fragile, perché si vuole ancora credere che l'assedio israeliano, sempre più stretto, si scioglierà un secondo prima di soffocare anche i quartieri centrali e occidentali, dove 1 milione di persone è riparato. Parliamo quindi di una situazione tragica per una striscia di Gaza che purtroppo non può smettere di subire le conseguenze della guerra, e che purtroppo però non ha ancora un'autorità centrale, e purtroppo per i civili si vedono dominati ancora dal gruppo terroristico di Hamas. La polemica di Annalisa Cuzzocrea, Venezia, il cinema e il pasticcio degli appelli. Dovrebbe ormai essere verità universalmente riconosciuta che nessuna rivoluzione potrà essere mai fatta su WhatsApp o Instagram, e che una petizione parte in una chat, passa a un'altra con continui aggiustamenti. Porterà a un pasticcio in cui non si capisce chi vuole più cosa. Possiamo dire anche che però i social hanno aiutato gli arabi durante la primavera araba, appunto nel 2011, perché
con i canali di informazione tradizionali, in quel caso occupati dai regimi dell'epoca, sono riusciti a organizzarsi grazie ai social e chat. L'inchiesta, siti sessisti, decine di denunce, procure a caccia di gestori e iscritti. Non si può comprendere la ragione del sito internet di scambisti virtuali ricorrendo alla sola perversione di alcuni uomini ossessionati. Chi la animava o vi partecipava trovava un sottile piacere nel dileggiare e fare dileggiare la moglie nello stuprarne virtualmente il corpo. Quindi un articolo di Linda Laura Sabatini, anche per cercare a suo modo anche di trovare un quadro per questa situazione molto, molto difficile. Macron, Putin è un orco. Il presidente francese, se non ci sarà l'accordo con Zelensky, avrà preso in giro Trump. I leader dell'Unione Europea sentiranno Washington. Poi in settimana nuovo vertice a Parigi. Atolone, Macron e Merz hanno lanciato una sfida diplomatica. Putin aveva 2 settimane per accettare il summit di pace con Zelensky. Risponda entro lunedì. Il messaggio dei leader è rivolto soprattutto alla Casa Bianca affinché tragga le conseguenze dell'ennesimo bluff del presidente russo. I giudici americani, i dazi sono illegali, Casa Bianca ricorre. Il governo e la falsa dottrina europeista di Massimo Giannini, quindi parliamo di un attacco, in questo caso al governo Meloni. Ancora una volta troppo zelo, signora Meloni, vittima dei soliti eccessi di compiacenze di cui si lamentava Talleyrand nel 1700. La Presidente del Consiglio ha riposto una fiducia immotivata nelle bufale paci finte dell'amico americano, con la K ovviamente, sai, per essere molto molto alternativo e antagonista. Finalmente si aprono spiragli di pace. Aveva commentato dopo la messa in scena agostana di Anchorage orchestrata dall'impresario Trump insieme al socio Putin, gli imperi seduti a tavolino per negoziare il cessate il fuoco in Ucraina. Pareva una svolta, invece era diplomazia for dummies. I due autocrati avevano parlato solo di soldi e mai di soldati, dalle truppe nel Donbass alla forza di interposizione NATO. Era facile immaginarlo, ma la sorella d'Italia aveva sperato ancora una volta nelle virtù taumaturgiche del falso alleato di Washington, che in realtà condivide col suo alleato vero di Mosca un unico obiettivo: umiliare l'Europa ridisegnando il nuovo ordine mondiale basato sulla forza. Perché prima, in effetti, durante la guerra fredda probabilmente era basata sul numero di mele. Il caso nuoto a Singapore, Tarantino e Pilato fermate per furto di Alessandra Retico, accuse, silenzi, rabbia, un'ombra pesante che cala sulla carriera, una bravata che è venuta fuori travolgendole. La disfida del caffè più caro d'Italia tra il nord e il sud. Il caffè al bar, devo deluderla, io non so quanto costi, perché non mi lasciano pagare mai, proprio mai, non c'è verso, gli amici baristi, niente. Però mi sono informato, ho chiesto ai miei collaboratori perché la questione è seria, mica uno scherzo. Un articolo della nostra inviata Maria Novella De Luca, quindi Repubblica, si interroga anche sui caffè che sono importantissimi in Italia, quindi non è un argomento su cui si possa molto scherzare. Andiamo avanti con la prima pagina della Verità. Attenzione, faccio lo zoom. La Verità, che ovviamente in prima pagina punta forte sempre sulla questione dei vaccini, su quello che è avvenuto durante l'era pandemica. Agli atti la responsabilità di Speranza sulla scelta ferale. Ecco le prove: c'era il ministro dietro ai vaccini ai 18enni, le pressioni del governo sul CTS, il verbale ritoccato, il colloquio con Figliolo, la mail del commissario. Il politico Dem ha trasformato, senza metterci la faccia, i dubbi degli esperti nell'ok ad AstraZeneca sui giovani. L'immunologo Puccetti: la scienza è ridotta a dogmi e scontri
personali, un articolo di Giacomo Amadori che potete trovare su La Verità, e anche quindi un attacco, un continuo attacco su quello che è stato il governo Conte 2 e sui danni che ha provocato sia economici, ma in questo caso proprio forse anche di salute sui cittadini italiani. Schiaffo agli esuli istriani, cediamo alla Slovenia un capolavoro del Carpaccio. Un articolo di Matteo Carnieletto, importante questo, che si faccia attenzione anche per quanto riguarda le nostre opere d'arte, che non devono essere usate per manovre diplomatiche. Gentiloni in agguato, con Schlein non si vince, grandi manovre a sinistra. Ogni volta che vi è il sottotitolo, la frase persona in agguato, immagino sul trespolo pronto proprio ad attaccare. Un articolo di Maurizio Belpietro, grande manovra a sinistra, dopo mesi di chiacchiere sul campo largo e sulla sfida che l'opposizione intende lanciare al governo in vista delle elezioni regionali, i compagni si stanno decidendo a fare i conti con la realtà. La questione è semplice e riassumibile con un concetto espresso tempo fa da Nanni Moretti in un'improvvisata manifestazione a Piazza Navona. Con questi vertici la sinistra non vincerà mai. In altre parole, non si può pensare di conquistare Palazzo Chigi con Elly Schlein. La ragazza è gentile, strizza l'occhio all'ala più radicale dei progressisti, ma nel PD nessuno si illude che possa spuntarla in un confronto con Giorgia Meloni. Del resto non si può neppure pensare che la segretaria del Partito Democratico ceda il passo a Giuseppe Conte, il quale muore dalla voglia di tornare al governo, e però non solo ha meno voti di quelli su cui, e l'articolo poi prosegue a pagina 9. Cercheremo ovviamente di continuare a farvelo leggere. Pazzia dell'Unione Europea, i droni di guerra guidati dai bimbi. La minaccia russa dà alla testa. Nei Baltici preparano a combattere gli alunni delle elementari. La von der Leyen si compiace e la Germania pensa di risolvere i problemi di disoccupazione con la leva militare. I paesi baltici sono ossessionati dal pericolo russo. In Lituania gli alunni delle elementari frequenteranno corsi ad hoc per costruire e guidare i droni. Il progetto riguarderà circa 22.000 ragazzi. Intanto la Germania punta all'economia di guerra. La disoccupazione è ai massimi e Merz introduce la leva semi-obbligatoria per raddoppiare i soldati. Quello che fanno i paesi baltici ovviamente ci interessa perché fanno parte della NATO, ma percepiscono ovviamente certe dinamiche internazionali diversamente da noi in Europa, e quindi non mi sembra il caso di fare a loro le pulci. Possiamo invece farle al cancelliere tedesco, perché l'offrire 2.300 euro ai giovani che si vogliono arruolare con vitto, alloggio e sanità gratuita è un brutto indizio su quello che vorrebbe poi fare in futuro come cancelliere. Alberto Contri, Rai muta anche sul Covid. Il caso Foa è una vergogna, si vuole anestetizzare il senso critico. Alberto Contri sul sussidiario.net le ha scritto una lettera aperta all'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi sulla inaspettata chiusura di Giù la Maschera, la striscia quotidiana di Radio 1 ideata e condotta dall'ex presidente Marcello Foa. Risposte nessuna, quindi anche qui si punta forte sulla tematica sempre del Covid, ma anche sulla, tra virgolette, censura. La sigla incauta sul dramma di Gaza. Pure Verdone è caduto in trappola, appello, basta firme sugli appelli. Chi si firma è perduto, l'ultima figuraccia di Carlo Verdone. Ha sottoscritto l'appello pro-Palestina in occasione della mostra del cinema di Venezia e poi si è ufficialmente pentito. Mi hanno messo in mezzo, ha dichiarato ieri al Corriere della Sera. Giurato che quando Silvia Scola, la figlia di Ettore Scola, e poi l'articolo prosegue a pagina 11, ma quindi
abbiamo anche una visione più completa di quello che è successo all'artista, regista Carlo Verdone. Tutti comunque hanno il diritto anche di cambiare idea nel bene e nel male. Stop agli incentivi, l'Italia chiude le porte alla Cina sull'eolico e fotovoltaico. Con il decreto FERX pubblicato in Gazzetta, l'Italia ferma gli incentivi a favore di pannelli e altri componenti legati alle energie rinnovabili prodotti in Cina, scusate. L'obiettivo è ridurre la nostra dipendenza dal dragone e suonare la sveglia a Bruxelles. Ottimo, ovviamente, non tanto per un colpo, possiamo dire, per un brutto colpo per le rinnovabili, ma l'importante in realtà in questa guerra commerciale di energia militare, tra virgolette, ovviamente, per arrivare alla supremazia tecnologica, ovviamente l'importante è avere tecnologia europea su questo, e su questo bisognerebbe investire, non su munizioni da tenere impolverate. È il sistema che abbiamo costruito, quanta ipocrisia nelle vesti stracciate per il sessismo sul web e non in strada. Un articolo di Francesco Borgonovo che un po', possiamo dire, ripete quello che vi dicevo in precedenza e anche la scorsa settimana. Ricordiamoci sempre che molte volte il web è anche vita reale, quindi attenzione a quello che si pubblica, alle parole che si utilizzano, che non bisogna poi esprimere le proprie opinioni in giro per il web, ma attenzione in realtà se poi le opinioni passano a diffamazione, perché ci sono effettivamente conseguenze penali, ma anche etiche. Non è bello scusate di nuovo, mettere in difficoltà le altre persone. Chi si indigna per i siti sessisti incoraggiava il mercimonio del corpo online, che al netto del consenso delle donne si nutre della stessa cultura dello stupro denunciata dal PD e le politiche sulle barricate per fica, dove sono quando gli immigrati stuprano le donne per strada. Ovviamente di due pesi e due misure, quando il reato e la discriminazione avviene dall'uomo che si pensa in realtà italiano, subito bisogna attaccare, ma bisognerebbe anche fare attenzione quando la discriminazione viene dall'extracomunitario, che può mettere in difficoltà le nostre amate donne. Il nuovo Cinema Propal, così apre la prima pagina di Libero. Vi è anche un articolo che poi leggeremo a pagina 6 per la visita di Salvini al Papa. Nuovo Cinema Propal, firma anti-Israele, retromarcia di Verdone e Ozpetek. Noi usati, il circolino rosso ha cambiato la petizione e oggi si sfila in laguna. Nuovo video shock del 7 ottobre, l'esercito entra a Gaza City. Dai canali alla flottiglia, dilemma da VIP, andare al corteo, salpare con Greta. Ma che ne sapete voi, amici lettori? Anzi, che ne sappiamo noi, quelli rozzi, quelli delle destre, anzi della destra, del tormento dei vipponi progressisti, povere nobilis delle creature delicate e sensibili, esposte a un dilemma lacerante. Bergoglio non l'aveva mai incontrato, Leone riceve Salvini insieme per la pace. Cubo di Firenze tutela UNESCO a rischio. Vi è anche un editoriale di Mario Secchi, l'allucinazione islamista degli intellettuali. Il nuovo Cinema Propal di Venezia offre uno spettacolo di infinita ignoranza e odio mascherato da impegno civile. Il ritratto delle prime donne dall'intifada da salotto che si prendono torta in faccia per aver sconfinato nella palude dell'antisemitismo. Lo ha fatto Capezzone con la sua solita arguzia, che coglie il cortocircuito dell'Intellò. Mentre passavo il pezzo di Daniele, mi è venuto in mente una lettura, un libro scritto nel 2013 da Bohème Sansal intitolato Gouverneur un homme d'Allah.
una descrizione accurata dell'ideologia di morte dell'islamismo. Dovrebbe essere tradotto letteralmente al francese, perché qui non vi è la traduzione, governare secondo il nome di Allah. Il racconto della sua nascita come organizzazione, quindi dell'islamismo, il racconto della nascita come organizzazione che si nutre di fanatismo religioso e esercita un dominio totalitario, della sua diffusione in tutto il mondo, del declino della formula del socialismo arabo e dell'ascesa dei fratelli musulmani, che parte dalle moschee e arriva ai vertici del potere, del pericolo chiaro e presente che l'Occidente sta levando in casa, voltando la testa e chiudendo gli occhi, una sciagurata rotta nichilista verso gli scogli acuminati dell'autodistruzione. Tra l'altro vi sono dei pezzi sia sul giornale sia su Libero su quanto lo Stato islamico, l'ISIS, sia ancora in circolazione. Quindi parliamo di un islamismo che può ancora avere dei proseliti e anche quindi mettere in difficoltà la nostra incolumità, non solo indirettamente, coltivando anche un senso di odio che possono avere gli immigrati una volta arrivati in Occidente, ma possono coltivare lo stesso odio proprio magari anche all'interno di persone che un tempo magari erano integrate e che sono piano piano di nuovo purtroppo uscite dalla società. Cattolici e migranti, Repubblica insegna teologica morale perfino ai vescovi. Ieri, lezioni di teologia morale, Repubblica ha spiegato ai cattolici come devono guardare all'immigrazione di massa, ma il giusto pensiero cristiano di fronte alle dimensioni odierne del fenomeno sarà quello di vescovi africani o quello del salotto di Repubblica? Un articolo che prosegue a pagina 25 anche finalmente per controbattere su ogni volta questi pensieri molto, molto spiccioli sul fatto che nel caso si sia cristiani o comunque legati come mentalità al pensiero occidentale, si debba per forza chinare la testa. Le critiche a Trump, la strada che porta alla fine delle guerre, sempre infinita. Un articolo di Costanza Cavalli, e anche per sottolineare le difficoltà che sta avendo e che può avere il presidente degli Stati Uniti, soprattutto quando i propri alleati, tra l'altro, non lo stanno aiutando, perché invece con il presidente Biden che va al blocco occidentale e non solo al proprio servizio, tra virgolette, non vi erano ovviamente queste dure critiche. Per uno come Donald Trump, che è insofferente pure quando si diverte, datti una mossa, dice a quelli che giocano a golf con lui, si soffermano ad ammirare il paesaggio: la guerra tra Russia e Ucraina è una fastidiosa baruffa che danneggia. Poi un articolo che ovviamente prosegue all'interno, ovviamente un imprenditore, chi dorme non piglia pesci, e anche il tempo e il denaro, i soliti due detti che però con un imprenditore di quel livello probabilmente sono anche veritieri. Vendono sempre i soliti, la buona letteratura non va mai in classifica. Il prezzo da pagare per eludere le sabbie mobili dell'attuale scenario delle classifiche dei libri più venduti in Italia e forse cominciare a interrogarsi sulla loro legittimità. Pilato Tarantino, che figura, anche qui si parla ovviamente di quello che è avvenuto fra le due nuotatrici. Non si sa ovviamente ancora nulla alla fine, perché è tutto un work in progress, come dicono quelli più bravi, ma bisogna sempre fare attenzione quando si è all'estero, anche quando si è in casa, ovviamente, per comportarsi bene, ma all'estero, soprattutto in un altro continente, dall'altra parte del mondo, se non si ha la fortuna di essere degli atleti di fama nazionale, probabilmente non si ha purtroppo lo stesso peso anche come aiuti, nonostante l'ottimo ovviamente sempre lavoro della Farnesina, che indipendentemente dal governo in carica fa sempre il massimo.
Trucco coi 2 appelli, qui siamo nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Trucco coi 2 appelli a Venezia, corteo pro palla e artisti contro la censura. Attacco al Venezuela, Trump, navi USA e 4.500 soldati. Maduro a casa. Soprattutto serve ovviamente, secondo la strategia trumpiana, a indebolire quella che è la pressione delle gang venezuelane per entrare poi all'interno dello Stato a stelle e strisce. Ne abbiamo parlato più volte nella rubrica che ho poi il lunedì, parlando proprio degli Stati Uniti, ma è importante anche capire le strategie degli Stati Uniti per quanto riguarda anche il Messico per gestire quelle che ormai sono gang così forti che possono sostituirsi allo Stato. Verso le comunali, faida, Fratelli d'Italia a Prato, dossier anonimi e fotografie hard. Lo sceriffo accusa De Luca contro Elly Schlein, i cacicchi stanno a Roma. E quindi abbiamo anche dei litigi, dei dissidi tra il governatore della Campania, lo sceriffo, come lo chiama tra virgolette simpaticamente il Fatto Quotidiano, che si sente tradito. Il giallo inedito, 2 ladruncoli e un cane, prendi i soldi e scappa. Scempio in Calabria, la statale è spostata per il gas, Lunardi dice che è un falso. Nuovi film a Venezia, da Guadagnino a Donzelli, schiavi e lavoro. Poi all'interno potete trovare anche articoli per quanto riguarda la pace a Brama di Vittoria, di Orsini, il narco Venezuela è falso, quindi anche un articolo proprio a smentire quella che è la narrazione statunitense, e poi anche addirittura le critiche per quanto riguarda le questioni sui procuratori, PM e i marchesi del Grillo. Un altro attacco sempre a Meloni per quanto riguarda la libertà di stampa, che ovviamente è finita secondo il Fatto, ma anche secondo i giornali di sinistra. Meloni non vuole cronisti. Vertice a senso unico, ennesima escalation in Ucraina, addestratori a Kiev, l'Unione Europea non sa dov'è Gaza e i russi avanzano. Callas annuncia altre armi coi fondi safe, quelli di pace li blocca l'Ungheria. Quindi dobbiamo ringraziare anche Orban che cerca di mettere perlomeno fine a un utilizzo spropositato di fondi, ma senza neanche un piano preciso. È quello che più dovrebbe spaventare noi europei. Credi Iaccarino all'interno del Fatto per parlarne, avvisare Bibi senza far troppo male. Sanzioni individuali contro ministri e coloni israeliani. Dopo Francia, Regno Unito e Germania ci pensa anche Meloni. E poi l'editoriale di Marco Travaglio, La tela di Penelope, un articolo che parla ovviamente di quello che sta avvenendo in Russia, Ucraina, e anche segue quindi anche la linea del Fatto, che è molto critica del blocco atlantista. Possiamo poi andare ora in pausa, vi aspetto sempre qui per la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, ci vediamo fra pochissimo. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E siamo sempre qui sulla rassegna stampa di Radio Libertà. Potete chiamare al 0292 94 7222 oppure mandarci un messaggio su WhatsApp al 340 670 9659. Ci hanno scritto su WhatsApp proprio parlando anche per quanto riguarda gli articoli che avevamo letto in apertura proprio sull'Avvenire, per quanto riguarda tutto ciò che sta avvenendo purtroppo per quanto riguarda i disastri del disastro per quanto riguarda i siti sessisti. Ci scrive Marco che addirittura ovviamente è una critica a quello che è scritto Avvenire, che è ignobile come ha trattato la prima pagina, e che ci sono purtroppo anche le pagine, le pubblicità, scusate, sessiste per quanto riguarda anche i social, ma non solo, anche su internet. Sì, bisogna capire, questo riguarda ovviamente la privacy, bisogna capire quanti dati, e su questo ovviamente bisognerebbe legiferare, quanti dati le aziende, ma non sono tanto le grandi aziende come quelle di Meta che gestiscono i social, ma quanto le piccole aziende che poi vendono i nostri dati, quanti dati effettivamente riescano poi a catturare con le nostre ricerche, con i cookies quando uno entra all'interno di un sito. Ecco, questo ovviamente è un interrogativo che Marco mi ha giustamente ricordato di sollevare. E per quanto riguarda invece l'altro messaggio sempre del radioascoltatore Marco, per quanto riguarda quanto sia brava Israele a determinare la pericolosità di una persona, e che la non previsione dell'attacco del 7 ottobre, ecco, non ho lo spazio ovviamente come tempo, come tempistiche, ma ovviamente sono indagini e sono questioni che bisogna tenere sempre con molta considerazione. Perché i coraggiosi europei non insultano il capo cinese chiamandolo bestia, orso? Questo vuol dire che vogliono la guerra, non diplomazia, come Salvini, ci scrive Antonia su WhatsApp. Purtroppo preferiscono usare un linguaggio forte quando hanno poco da perdere, piuttosto che pensare a trovare una soluzione e preferiscono mettere in difficoltà l'alleato Trump piuttosto che trovare una soluzione per i civili in Ucraina. Possiamo anche guardare all'interno del libro di oggi, con l'incontro fra Papa Leone
XIV e Matteo Salvini, il ministro Matteo Salvini, che sorrisi strette di mano, Salvini ricevuto dal Papa, insieme per la pace, sì, al dialogo, no alle armi, mezz'ora di faccia a faccia tra pontefice e vice premier, che si dice onorato e commosso. Le sue parole siano di ispirazione a tutti i leader mondiali. I doni da Matteo: una penna e una croce; da Prevost un libro e una scultura. Una visita di Matteo Salvini che ha effettuato anche con la figlia al Papa, giustamente, quando si tratta di una personalità così importante. Salvini: le opere, è necessario costruire ponti anche per avvicinare i popoli. Per quanto riguarda il dialogo con il Papa, ma anche con le forze politiche, per quanto mi compete, farò di tutto affinché prevalga il dialogo. Gli altri temi: abbiamo anche parlato di trasporti, opere pubbliche e del giubileo. Vietare la pratica in tutto il mondo sul no all'utero in affitto, l'ONU loda l'Italia. Quindi parliamo di un'ONU contro la pratica dell'utero in affitto, come la stessa Italia, anche perché rischia di essere purtroppo, detta proprio in parole povere, una pratica che aumenta ancora di più il commercio delle persone, il commercio purtroppo delle persone in difficoltà, soprattutto magari di persone che arrivano dal terzo mondo, per sfruttare la loro debolezza economica. All'interno invece di Avvenire, nelle prime pagine, si parla anche qui dell'appello dei leader religiosi uniti nel nome di Dio: basta odio, ma anche si parla di un ferito di guerra e destabilizza il dolore di chi cura i più piccoli. Quindi i leader religiosi di tutto il mondo giustamente si sono riuniti e hanno deciso di condannare una violenza che sembra sempre non avere fine. Nessuna sicurezza potrà essere costruita sulla violenza. L'invocazione alle istituzioni, ai cittadini e ai credenti. Cristiani, ebrei e musulmani lanciano insieme il loro grido perché si spezzi la catena che sostiene la guerra in Medio Oriente. Sul messaggio anche la firma dal cardinale Matteo Zuppi. Gambetti: la fraternità, principio di un mondo nuovo. La globalizzazione avrebbe dovuto portare questa fraternità che purtroppo non riusciamo in realtà a trasmettere nella maniera migliore possibile. Entrando anche all'interno del giornale, potete vedere l'intervista a Pasquale Angelosanto: esplodono i crimini di odio anti-ebraico e cosa facciamo per contrastarli. Il generale Del Ross è il coordinatore della lotta all'antisemitismo. E poi passiamo anche con Venezia e purtroppo una Venezia utilizzata per scopi politici. Venezia usata dai Propal col logo, caro ad Hamas. Quindi parliamo di un'importantissima mostra artistica che viene utilizzata per scopi politici che non siano però quelli di fratellanza, ma che sono pro-Palestina, però che sembrano strizzare l'occhio più ad Hamas che ai civili, un attacco più ai colleghi che a un'unione di intenti per invece il bene comune. Quindi nascondendosi dietro al messaggio di buona volontà vi è sempre quell'attacco e quella cattiveria, quel veleno, possiamo chiamarlo così. Israele colpisce i vertici Houthi, uccisi il premier, ministri e generali. Quindi questa invece è un'ottima notizia per quanto riguarda la politica internazionale, e che possiamo anche notare come
un'organizzazione terroristica, un'altra organizzazione terroristica che opera in Medio Oriente, che opera in Yemen, come gli Houthi, siano stati messi fuori gioco da Israele. Si spera in maniera permanente anche per il futuro nucleare. Ultimatum all'Iran: Teheran via dagli accordi, l'Occidente è pronto a ripristinare le sanzioni, l'ira di Mosca e Pechino. E quindi non era il cattivo Trump che se la prendeva con l'Iran, ma anche il resto dell'Occidente adesso si è unito all'attacco di uno Stato a guida religiosa, l'ira di Mosca e Pechino, che ovviamente sono alleati. Missili 007, diplomazia, i 7 fronti aperti nella lotta per l'esistenza. Importante questo anche per capire che, per quanto ovviamente bisogna denunciare l'aggressività, la forza di Israele per quanto riguarda la decisione nell'andare contro, nella decisione per quanto si sia difesa nella striscia di Gaza contro Hamas, bisogna anche far notare che si parla di una lotta per l'esistenza proprio della stessa Israele, per sopravvivere in una zona, in un territorio dove ogni stato le è ostile direttamente o indirettamente. Passiamo anche al quotidiano di Sicilia. L'inno di Mameli non è di Mameli, questo editoriale di Carlo Alberto Tregua. L'imbroglio del Risorgimento, quindi abbiamo anche una ricostruzione polemica della nostra storia, ma che in realtà potrebbe anche essere interessante per alcuni di voi. Poi abbiamo anche essendo anche il quotidiano di Sicilia, abbiamo anche un'importante analisi per quanto riguarda la differenziata. La Rapa alle prese con Borgo Nuovo, questo a Palermo, invece a Catania spara in città, scatta l'allarme. A Messina degrado, la questione Piazza Lo Sardo. Il ricordo di Libero Grassi, l'imprenditore che 34 anni fa decise di opporsi alla mafia. Ieri mattina la commemorazione in via Alfieri a Palermo, Galvagno il suo no, il manifesto genuino dell'isola, anche perché nonostante vi sia la criminalità, bisogna ricordare quello che di buono in realtà viene l'isola, quello che significa anche lottare per il prossimo. Benefit aziendali, i più curiosi nel mondo, il lavoro che c'è, avanti competenti, artigianato, comparto stagnante purtroppo, sanità, potenziamento del personale, quindi una buona notizia per quanto riguarda la Sicilia, fantastico, e cultura pop, mondi lontanissimi. Chi dice donna dice tanto, revenge porn, il vaso di Pandora, se le ombre si trasformano in fari su violenza e abusi. Abbiamo una chiamata, grazie, possiamo ascoltarla. Sì, Matteo, sono Walter. Ciao. Buongiorno. Io ti chiamo sempre perché mi stimoli. Ti faccio una mia personale considerazione, certo, in base alla lettura di questa settimana, legata alla legge Mancino, la quale legge prevede che vengano punite le discriminazioni per razza, Allora, abbiamo un professore, non so se di scuola media, liceo o universitario, che dice: togliete l'amicizia a tutti gli ebrei. Allora, a prescindere che probabilmente dell'amicizia di questo professore non ne frega niente a nessuno, ma questo è un chiaro esempio di discriminazione. Quindi, in base alla legge, questa persona andrebbe punita, non andrebbe perdonata. Il mio concetto è quello che voglio esprimere. È inutile fare le leggi, fare le commissioni segre e poi lasciar passare qualsiasi cosa. Ti faccio un esempio, io sono animalista, attenzione. In Sardegna, quando semini un campo e le cornacchie lo attaccano, quindi ti mangiano tutte le piantine, si catturano delle cornacchie
e si appendono a gambe a testa in giù sul perimetro del tuo campo. Le cornacchie vedono la punizione per quello che vanno a fare e vanno su un altro campo. E non c'è bisogno della legge, c'è bisogno dell'esempio. Quindi se questo professore, invece di essere perdonato, come in realtà i 3 professori che si erano dichiarati contro l'obbligo vaccinale, professori universitari, che abbiamo sentito anche sulla nostra radio, sono stati puniti, sono stati espulsi, sono stati sospesi, bloccato lo stipendio. Questo professore dovrebbe pagare, ma come lui tutti quelli che esprimono considerazioni e odio per il popolo di Israele, per gli ebrei. Attenzione che il popolo di Israele è anche composto da arabi, questo lo dicono in pochissimi. Quindi questa è la cosa che volevo esprimere. Meno leggi, poche, ma messe in atto. Tu guarda il CTS, hanno detto di tutto, non c'è un giudice, un procuratore che apre un'inchiesta. È il paese dei balocchi, Matteo. Ciao e grazie per avermi ascoltato. Figurati, anzi grazie a lei, Walter. Purtroppo si fanno figli e figliastri anche per quanto riguarda leggi importantissime come quelle sulla lotta alla discriminazione, che vengono per ora utilizzate quando vi è più comodo e non quando si tratta anche di intervenire su fatti importanti come un antisemitismo imperante. E come diceva anche il radioascoltatore, in Israele non vi sono solo ebrei ma anche arabi, perché è un paese che permette la libertà di culto, a differenza di tanti dei paesi nell'area. Ma soprattutto, ricordiamolo sempre, immaginatevi vivere per tutta la vita in Europa o negli Stati Uniti, essendo poi di religione ebraica, e venire poi discriminati per eventi di cui non avete alcun peso, come quelli che stanno avvenendo purtroppo sulla striscia di Gaza. Quindi non solo vi trovate magari dispiaciuti per quello che sta avvenendo, ma rischiate di essere inutilmente perseguitati politicamente oppure socialmente. Continuando con il Quotidiano di Sicilia, all'interno vi è anche un articolo per quanto riguarda il passo indietro sull'arrivo di migranti irregolari, sbarchi in aumento rispetto all'estate del 2024, quindi una notizia che non può piacerci. Ministero dell'Interno, crescita in particolare ad aprile, maggio e giugno. Approdi sulle coste aumentati di 1.000 unità, ed erano già tanti prima. Lampedusa, l'ennesimo terreno di scontro fra governo e opposizioni. Per l'esecutivo nazionale l'isola è passata da problema a esempio di buon governo. La replica del Movimento 5 Stelle, propaganda e loro di propaganda se ne intendono con quello che sono riusciti a creare nel corso degli anni in rete. All'interno invece sempre del Quotidiano di Sicilia l'importantissimo articolo su Libero Grassi. Ricordi Libero Grassi, 34 anni dopo l'omaggio all'imprenditore che si oppose alla mafia. Ieri la commemorazione in Via Alfieri a Palermo alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Galvagno, il suo no è il manifesto genuino dell'isola. Il sindaco La Galla, sottrarre consenso alla criminalità con alternative vere. Parliamo quindi della Sicilia, quella genuina, quella vera, che si è espressa a favore, in ricordo di una persona che, come tanti altri eroi, in questo caso possiamo dire eroi che nessuno in realtà si augura che esistano, perché nessuno vuole vedere una parte importante del nostro paese come la Sicilia in difficoltà e sotto il giogo della criminalità organizzata, ma eroi che hanno messo la vita degli altri
di fronte a quella propria. Il ponte sullo stretto, Salvini, abbiamo dato un segnale di bravura e ingegno al mondo. Il ministro è tornato a parlare dell'opera in un convegno a Celle Messapica. Quindi parliamo anche di un articolo che analizza ulteriormente tutto ciò che riguarda il ponte, che speriamo dia un impulso a una parte bellissima del nostro paese. Formazione, nasce lo specialista per l'autonomia dei non vedenti. Questa anche è un'altra importantissima notizia, anche perché purtroppo i disabili vivono in un mondo loro in cui sono sempre in difficoltà e sempre solitamente abbandonati da tutto e da tutti, quindi una notizia che non ci può che rendere felici. Possiamo anche entrare all'interno della verità, parlando proprio anche di quello che ci parlava il radioascoltatore in chiamata. Dietro gli open day vaccinali fatti con AstraZeneca c'era la mano di Speranza. Il nulla osta consultivo del CTS sull'età minima per la somministrazione trasformato dal governo in una raccomandazione per allargare le punture anche ai giovani. Quindi qui abbiamo una intervista proprio, un articolo di Giacomo Amadori che parla anche di Giovanni Rezza, ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che ai PM che gli chiedevano come avesse conciliato il proprio scetticismo sulla somministrazione di quel vaccino ai giovani e le decisioni del CTS, aveva rivendicato: noi come Dipartimento della Prevenzione Sanitaria non abbiamo mai incentivato i vaccination day. Infatti non è stata emessa alcuna circolare inerente a questa iniziativa, e quindi possiamo dire che questa iniziativa è stata politica, un'iniziativa che secondo la ricostruzione della verità, e quindi magari anche vostra, ha messo poi in difficoltà la salute dei nostri anche giovani diciottenni e non solo. Siamo poi su il Libero. Abbiamo visto il Cinema Propal, diamo anche una veloce lettura per quanto riguarda quello che è avvenuto a Venezia, l'imbroglio a Venezia sul boicottaggio di Israele, cineasti in retromarcia, una lettura diciamo diversa rispetto magari a quella di Repubblica e Corriere. Dopo giorni di silenzio, Verdone e Ozpetek si dissociano dai colleghi. Il testo che abbiamo firmato non chiedeva di escludere Gadot e Butler. Iniziano a volare gli stracci. Fiorella Mannoia parla di caccia alle streghe. Mi fa piacere perlomeno che i VIPs, tra virgolette, gli artisti italiani si siano schierati. Poi purtroppo sappiamo che in queste iniziative molte volte conta soprattutto il parere della star americano, comunque che vive all'interno dello star system statunitense, ma perlomeno mi fa piacere che i nostri siano con la testa sulle spalle. I dubbi esistenziali, scusate, il dilemma dei vipponi, sfilare al festival o correre da Greta. Solotti tormentati, come insegnava Nanni Moretti, mi si nota di più se sottoscrivo agli appelli oppure se resto in disparte. Un articolo polemico di Capezzone che parla ovviamente di quello che è alla fine lo Star System nel 2025, e anche un articolo all'interno di Libero che è importante da leggere. Vi sono due, un articolo molto importante, questo, ma anche quello che riguarda Parma, immunità per i centri sociali, così la sinistra a Napoli salva i compagni abusivi, come hanno salvato
i simpatici frequentatori del Leoncavallo salvano quindi anche altri simpatici abusivi. Il comune userà i soldi del PNRR per ristrutturare un ex ospedale occupato. Fratelli d'Italia, l'illegalità non va premiata. Faremo un esposto alla Corte dei Conti, quindi i vostri soldi. Ovviamente non è detto che l'ospedale potesse essere usato di nuovo a utilizzo civile, ma i vostri soldi quindi sono utilizzati per ristrutturare posti occupati che voi persone comuni, cittadini comuni, non potete poi utilizzare a vostra volta. A Parma invece scoprono che a Bologna, a quanto pare, hanno trovato la soluzione: distribuire la popolazione. Anche Parma regala pipe per il crack, mentre negli Stati Uniti, dove purtroppo vi è un forte consumo di crack, soprattutto nella minoranza afroamericana, ed è un problema grave denunciato, e dove si cerca anche con varie lotte, con varie iniziative, di diminuire il progressivo utilizzo di questo potentissimo stupefacente. Noi invece in Italia siamo così bravi che distribuiamo le pipe. Dopo il caso Bologna, ecco il caso Parma. Nel 2014 l'AUSL cittadina ha distribuito gratuitamente 316 pipe per fumare crack, quasi il triplo rispetto al 2022. Per questo Fratelli d'Italia, con la deputata Gaetana Russo, il consigliere regionale capogruppo in consiglio comunale Priamo Bocchi, ha sporto denuncia ai carabinieri ipotizzando i reati di istigazione a delinquere, favoreggiamento, uso di sostanze stupefacenti e malversazione di denaro pubblico. Spiegano i meloniani: nel 2024, ecco, probabilmente vi è un errore di battitura, qui si parla del 2024 non del 2014. Nel 2024, quando il SERD, Servizio Dipendenze Patologiche, ha dato il via alla distribuzione gratuita, Massimo Fabi, attuale assessore regionale alla sanità, era commissario straordinario dell'AUSL di Parma. Pare scontato che sapesse, ma ora, alla luce delle diverse denunce che in queste ore stanno susseguendo, ci chiediamo se abbia intenzione di fermare una misura che rischia di incentivare l'uso di droghe nelle fasce più fragili. Il tutto ovviamente, aggiungo io, questo ovviamente a spese dei cittadini, che si vedono tartassati dopo gli sperperi di quella sinistra che amministra il territorio dal 1970. Non si può mettere a repentaglio la salute dei cittadini per posizioni ideologiche. Quindi una sinistra che amministra, una sinistra che crea una situazione di disagio, perché se uno utilizza ovviamente sostanze stupefacenti viene da una situazione di disagio personale, non per forza familiare, magari personale, anche solo per motivi emotivi, e preferisce continuare a progredire quindi con la situazione di disagio, continuare a distribuire quindi crack, le pipe di crack, anzi non il crack, perché ovviamente quello devono comprarlo i cittadini, perché il servizio si fa a metà, però intanto la pipetta in mano te la danno sia a Parma sia a Bologna, per poi i cittadini, quelli tra virgolette sani, dover pagare anche l'assistenza medica per i poveretti che fanno uso di sostanze stupefacenti. Invece di aiutarli subito, si incoraggia la dipendenza. Polveriera Dem, De Luca Bastona, il PD, i veri cacicchi sono a Roma. Il governatore contro De Caro, vergognoso mettere veti su vendole, sulla poltrona al figlio, tutto cabaret. E con quest'ultima notizia possiamo salutarvi. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. La prossima settimana tornerà qui il mio collega e amico Pier Vittorio Scimia, ma lunedì potete comunque continuare con la rassegna stampa di Sammy, del collega e amico anche Sammy Varin. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti e un buon weekend. Avete ascoltato la rassegna stampa.